Il comune di Porto Empedocle, in collaborazione con la Proloco, organizza una serie di eventi per il 95° anniversario della nascita dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri, una 3 giorni ricca di iniziative che si svolgeranno nei vari luoghi cari allo scrittore. Si inizia stamani con uno spazio dedicato ad Andrea Camilleri presso la biblioteca comunale e con la presentazione del calendario di Porto Empedocle, La mia Vigata, realizzato dalla locale Proloco. Sì, quest'anno compie 95 anni e noi intendiamo ricordarlo come vivo e quindi inauguriamo con ciò che lui amava di più questa serie di eventi a lui dedicati ed in particolare con i suoi libri. Incredibilmente nella biblioteca di Porto Empedocle mancava una sezione dedicata al suo illustre figlio Andrea Camilleri. Noi ci siamo adoperati, abbiamo avuto incontri con l'editore Sellerio che ci ha fatto dono di tutta la serie di libri di Andrea Camilleri, quindi grazie anche alla nostra esperta Leonarda Gebbia abbiamo posto in essere questa sezione dedicata interamente ad Andrea Camilleri. Cominciamo così tutti gli eventi dedicati a lui. Domattina, ora ci sarà anche la presentazione di un calendario, domattina inaugureremo le panchine letterarie di cui ci ha fatto dono il gruppo parlamentare all'Ars del Movimento 5 Stelle e continueremo con una rappresentazione teatrale realizzata da giovani guidati da Giovanni Volpe e in ultimo domenica sera ci sarà un evento tutti a Vigata con illustri scrittori e illustri personalità del mondo della cultura italiana, quindi come dire, tutti a Vigata, tutti a Porto Empedocle perché è una città meravigliosa. E finalmente abbiamo la sezione dedicata al nostro illustre concittadino Andrea Camilleri. È stato un lavoro molto impegnativo, però siamo pienamente soddisfatti. Ecco la sezione dedicata ad Andrea Camilleri. Diciamo che siamo voluti partire dal creare una sezione completa di tutti i libri Sellerio. A breve arriveranno anche i pochi libri pubblicati con altre case editrici che mancano, e perché vogliamo che la biblioteca comunale di Porto Empedocle sia un punto di riferimento, un centro di ricerche per tutti coloro che vogliono studiare Andrea Camilleri. Quindi è un primo passo verso la creazione di un centro studi su Andrea Camilleri dentro la città di Porto Empedocle. Poi ovviamente stiamo collaborando anche con la Strada degli Scrittori, ci sentiamo con la famiglia, a breve speriamo di portare altre novità. Ovvio che abbiamo aperto anche alle associazioni, a tutte quelle associazioni che portano dei progetti e che vogliono investire sulla loro città. Noi siamo aperti, è ovvio che non abbiamo nessun problema con nessuno, purché però la gente voglia collaborare in piena onestà intellettuale. Noi per il grande rapporto di amicizia e di collaborazione che abbiamo avuto con il nostro grande amico Andrea Camilleri, abbiamo pensato di dedicare questo calendario in memoria proprio del nostro carissimo amico, il calendario che si chiama Porto Empedocle, La mia Vigata, dove abbiamo riportato 12 foto di Porto Empedocle com'era ai tempi suoi e dove abbiamo riportato 12 frasi tra le più famose di Andrea. Tra l'altro il Consiglio di amministrazione per volontà unanime ha pensato di istituzionalizzare la realizzazione del calendario, per cui ogni anno in occasione dell'anniversario della nascita che voi sapete è il 6 di settembre 1925, quest'anno è il 95, avrebbe fatto 95 anni, e ogni anno faremo questo calendario, ripeto, Porto Empedocle, La mia Vigata, dove riporteremo 12 stampe di Porto Empedocle com'era, sempre nuove. Abbiamo una raccolta di 300 cartoline di Porto Empedocle com'era, e quindi ogni anno lo presenteremo in occasione dell'anniversario, quindi il 6 di settembre di ogni anno presenteremo questo calendario. Tra le iniziative anche quella di Paolo Cilona, quali?
La presentazione del mio libro, che avverrà questa sera alla Torre Carlo V, è un modo per ricordare e omaggiare il grande scrittore Empedoclino. Il libro racconta tutta la storia dello scrittore, dagli amici fino ad arrivare al giorno della sua dipartita. È un libro molto interessante, un libro che riporta l'attenzione del lettore agrigentino, quello che è stato il grande compositore, novelliere e anche scrittore che ha dato a tutta l'Italia l'opportunità di leggere i suoi romanzi attraverso anche il commissario Montalbano.